Mi chiamo Sakor Garcia Paniagua. Veramente il mio nome completo è Chankin Sakor. Nella mia lingua, i Maya Lacandone, Chankin significa piccolo sole e Sakor è il nome di un uccello, ma vuol dire anche chiaro, come sono io, che non ho i capelli neri come i miei fratelli. Io ho sempre vissuto qui a Naha, un villaggio ai margini della foresta lacandona, nel sud del Messico, nella terra dei Maya. A Naha saremo in 180 Achuinik, uomini veri, questo è il nostro nome, anche se tutti ci chiamano lacandoni. Naha in Maya vuol dire acqua di luna ed è anche il nome della laguna vicino al villaggio. Proprio questa notte ho sognato la laguna. Un sogno strano. Avrò avuto 13 o 14 anni e portavo ancora i capelli lunghi come è la tradizione. Ero insieme a mio fratello Kin e ai figli di mio fratello maggiore. Scendevamo nella radura e prendevamo il caiuco, la canoa che sta sempre lì ormeggiata, per fare un giro sul lago. Andavamo veloci sull'acqua e ci divertivamo un mondo, nonostante il caiuco sia faticoso da governare per dei bambini e non sia per niente difficile rovesciarsi. Nel sogno guardavo le rive del lago, i pesci, gli animali e i fiori che crescono sull'acqua. Le loro foglie galleggianti sono una porta che permette agli spiriti del mondo sotterraneo di comunicare con la superficie. A un tratto vedo nell'acqua la casa di Achakyum, il dio creatore dei lacandoni, e sento la sua voce. Dice: Sakor, figlio mio, il cuore umano si è indurito. Gli uomini tagliano gli alberi, ma gli alberi sono vivi e se essi moriranno, anche gli Achuinik moriranno. La voce del dio continuava: gli animali che pascolano e hanno bisogno dell'uomo devono stare da una parte e dall'altra devono poter vivere gli animali della foresta. Sakor, sappi che se la foresta finirà, io, Achakyum, dovrò ordinare a mio fratello Akyanto, dio degli stranieri e delle cose che vengono da fuori, di far finire il mondo degli Achuinik. Il sogno terminava così. Se mio padre fosse ancora vivo potrei raccontarglielo. Mio padre, Chankin vecchio, era il più saggio di tutti noi Achuinik. Conosceva il significato di tutti i sogni. Per questo io tutte le mattine al risveglio andavo da lui e gli raccontavo quello che avevo sognato. Lui, che aveva visto passare molte lune e molti soli, sapeva sempre darmi una spiegazione perché conosceva tutte le storie del nostro passato. Quando mio padre è morto aveva più di 110 anni. Io continuo a vivere nella nostra casa, insieme alle sue 2 mogli e ai miei fratelli non ancora sposati. Mi è sempre piaciuto oziare sull'amaca e dondolarmi tranquillo mentre mia madre prepara le tortillas di mais. La mia infanzia è stata felice, però adesso sento che le cose stanno cambiando. Ho 18 anni ed è quasi ora che mi faccio una famiglia anch'io. Eppure non riesco a togliermi dalla mente il sogno di questa notte. Forse potrei parlarne con mio fratello Chankin IV. Anche lui vive a Naha, sulla strada che porta alla laguna. Deve andare a controllare la fioritura di certe piante e io l'accompagno. Lui conosce tantissimo della foresta, perché nostro padre passava lunghe ore a spiegargli l'origine e l'uso delle piante. Adesso queste cose interessano anche a persone di fuori, come il nostro amico Nacho, che viene dalla capitale a studiare la vita della foresta. I lacandoni hanno avuto la possibilità, durante 500 anni, di poter vedere un intero film, che è la dinamica della foresta tropicale, che cambia giorno per giorno. Mentre noi di questo film conosciamo soltanto dei fotogrammi molto parziali e non l'abbiamo mai visto completo. In questo senso i lacandoni vivono la foresta, sentono la foresta.
Quando vedono che la pioggia diminuisce, o che sono attive alcune specie di uccelli, o che nello stesso tempo alcune piante fioriscono, è un momento molto particolare che indica loro che qualcosa di più generale sta succedendo nella foresta. Diciamo Maya. Mio fratello Chunky IV dice che quest'albero non ha ancora fatto i fiori. Vuol dire che per piantare il mais dovremo ancora aspettare. Gli ho raccontato il mio sogno. Quarto dice che sognare acqua può voler dire lacrime. Lacrime degli dei ma anche degli uomini. Qualcosa di brutto può accadere alla comunità. Ma dice anche che i sogni sono degli avvertimenti e che se li ascoltiamo possiamo evitare il male. Bisognerà andare a pregare a Yaxchilan, nella città degli antichi Maya dove adesso vive Achakyum, il dio che mi parlava nel sogno. E non c'è molto tempo da perdere. Mio fratello si dà subito da fare per procurarsi tutto quello che servirà per la cerimonia. Io intanto ritorno a casa a prepararmi. È una vita che vorrei conoscere Yaxchilan. Non ci sono ancora mai stato, nonostante sia un luogo sacro per tutti gli Achwinik. Serve una foglia di sciate per ogni persona della comunità. Per questo Quarto ha bisogno di staccare tanti rami. No. Per me andare a Yaxchilan è anche l'occasione di fare qualcosa di nuovo. A Naha c'è poco da fare per divertirsi. Da quando nella foresta sono venuti a tagliare la legna pregiata e a cercare il petrolio, ci sono le strade ed è arrivata prima la corrente elettrica e poi la televisione. Così la gente per passare il tempo spesso beve e sta davanti al televisore che si compra appena fa 2 soldi. Anch'io mi sono comprato videoregistratore e stereo, mettendo da parte i soldi guadagnati con il lavoro nei campi. Per il viaggio manca ancora qualcosa, che mio fratello conserva nella Yatoch-kun, la casa degli dei. Qui noi incontriamo i nostri dei e qui da sempre facciamo la cerimonia del balcè, macerando in acqua e zucchero la corteccia di un albero sacro, per ricavarne una specie di birra. Si chiamano gli altri Achwinik, si beve e si prega. Il balcè è anche una medicina. Una volta io avevo tosse e febbre e ne ho bevuto molto, ero quasi ubriaco. Sono andato a dormire e la mattina svegliandomi ho detto: ma che succede con la gola? Mi è passato tutto, che fortuna! Da qualche anno a Naha esiste una casa della cultura. L'abbiamo disegnata e costruita noi con il tetto di foglie e guano, come si faceva prima. Ci conserviamo gli oggetti tradizionali, anche quelli che nessuno sa più usare, come la chitarra alla candona. Gli incensieri hanno un volto e versando bevande e piccoli pezzetti di cibo nella loro bocca si fanno offerte agli dei. Anche il tamburo sacro ha la stessa fisionomia ed è dedicato a Kayum, dio della musica. Quello che mio fratello sta cercando è il pom, la resina che sarà usata durante la cerimonia e che lui conserva gelosamente. Il pom è cibo per gli dei e si usa per pregarli. Mio padre, Chunky Vecchio, diceva che gli dei sono tanti e che hanno bisogno di essere nutriti spesso perché si prendano cura di noi. Oltre ad Achakyum c'è suo figlio Tup, che governa il sole. Kak, dio del fuoco che protegge dalla febbre e dal morbillo. Akianto, dio del commercio e degli stranieri. Mezzabok, dio della pioggia, che fa crescere il mais e le altre piante della foresta come l'albero del pom, da cui ricaviamo questa resina. Finalmente i saluti e si parte. Io non sto più nella pelle. Victor, un amico della città che conosce bene i luoghi dei Maya, ci accompagnerà con la sua macchina. Chi rimane è triste, come Kin, mio fratello minore, anche se non lo confesserebbe mai. Fuori Naha, la foresta è ridotta sempre peggio.
Piove ogni anno di meno e le coltivazioni ne risentono. Qualche anno fa sono morti tutti i pesci della laguna. Mio padre diceva che sicuramente è per colpa del taglio degli alberi e che se continua così, tra poco di foresta non ne rimarrà più niente. La selva lacandona è parte di quella che chiamiamo la Gran Selva Maya, che dopo la foresta amazzonica è per importanza la seconda massa forestale di tipo tropicale del continente americano. La distruzione della foresta fa aumentare gli squilibri climatici. Piove dove prima non pioveva, non piove più dove prima pioveva, cicloni, uragani. A livello più globale, la perdita della selva può significare la scomparsa di specie che ancora non hanno un nome. Tra queste specie rare potrebbero esserci forse la cura per l'AIDS, per il cancro, per altre malattie. Non lo possiamo sapere. E questo deve essere un patrimonio di tutta l'umanità. Eso debe ser de valor para toda la humanidad. Finalmente siamo arrivati al fiume Usumacinta. Dall'altra parte c'è il Guatemala, ma noi non lo dobbiamo attraversare, solo per correrne un tratto. Io non riesco a pensare che alla nostra meta finale. Ho tante cose da chiedere ad Achakyum e spero che mi dia ascolto. Il mio unico bagaglio di viaggio è la tunica lacandona ed è arrivato il momento di metterla. C'è un'atmosfera strana. Non si capisce se questo posto è stato costruito dagli uomini o dagli dei. Per entrare nella città antica bisogna attraversare un grande tempio a labirinto. Ma appena usciti dall'edificio ci aspetta una sorpresa. Ci viene incontro un custode del parco archeologico. È molto gentile, ma ci avvisa che dal momento che Yaxchilan è stata da poco aperta al turismo, per fare le nostre cerimonie dobbiamo attenerci agli orari di apertura e soprattutto stare attenti a non rovinare le pietre restaurate. Per me è tutto nuovo. Camminando tra le rovine cerco di immaginare come poteva essere la città 1300 anni fa, all'epoca dei grandi re Maya Scudo Giaguaro e suo figlio Uccello Giaguaro. Quarto è un po' perplesso e un po' divertito da tutta questa gente. Sì. Io lo seguo e nonostante tutto continuo ad essere molto eccitato. Questa è la casa di Achakyum. Qui faremo la nostra cerimonia. Con il pom, la resina, bisogna fare dei piccoli coni, uno per ogni persona della famiglia o per cui vogliamo pregare. È importante non dimenticare nessuno, perché Achakyum proteggerà dal male soltanto le persone che abbiamo messo sulla tavoletta sacra. È una bella responsabilità e io non smetterò di disporre la resina sulla tavola finché mio fratello non mi dica che abbiamo pensato proprio a tutti. Le foglie di sciate che abbiamo portato con noi devono essere arrotolate e legate una ad una.
Quarto mi fa vedere come fare e io lo imito, anche se non con la sua abilità. Con esto. All'interno, davanti alla pietra del Dio, i piccoli coni si ammucchiano insieme e se ne fa una massa unica. I mucchietti di resina diventano persone e bruciate il loro fumo profumato sale fino agli dei e si trasforma nel loro nutrimento. Quando gli uomini incontrano gli dei, tutto si trasfigura, anche il suono della voce. Le foglie passate sopra il fuoco si impregnano del fumo dell'incenso. Una volta tornati a casa daremo queste foglie alle persone per cui abbiamo pregato. Loro le conserveranno e in questo modo riceveranno protezione dal male. I giovani di adesso non fanno più di queste cerimonie. Preferiscono altri dei che vengono da fuori, la Vergine di Guadalupe, Gesù Cristo. Mio fratello quarto è uno dei pochi Achwinik che ancora conosce tutte le nostre tradizioni. Io e lui siamo molto uniti, anche se so che non approva che mi sia tagliato i capelli e che porti quasi sempre jeans e camicia. Ma io l'ho fatto solo per cambiare un po'. E poi prima ci mettevo un sacco per pettinarmi. Ma non dimenticherò le tradizioni, perché voglio essere un buon Maya. Rimane ancora una cosa da fare: nascondere le foglie rimaste in più. Sono state usate per pregare e devono essere restituite alla foresta perché non vadano in mano a chi potrebbe profanarle. Una volta da Naha, questo era un viaggio a piedi di una settimana e si incontrava solo foresta. Adesso ci sono strade e si attraversano paesi. Nacho dice che nei 18 anni da quando io sono nato è stata distrutta la metà della vegetazione che esisteva quando mio padre era bambino, un secolo fa. Después de 14 años de estar yendo y viniendo a la selva, dopo 14 anni passati andando e venendo dalla foresta, ho notato una distruzione enorme che è stata quantificata. Ne esistono le prove. Non è un'illusione. Io non ho, come tanti, un atteggiamento catastrofista. Non sono di quelli che esagerano la situazione. Ma la distruzione c'è stata ed era prevedibile. I modelli di sviluppo della maggioranza dei paesi che possiedono foresta sono modelli espansivi, estensivi, in cui si cerca di sfruttare tutte le risorse il più rapidamente possibile, senza curarsi di quello che succederà nel futuro. A molti di noi Achwinik non piace più la foresta, preferiscono la città. A me piace andare in città. Si comprano cose di ogni genere e poi ci sono ragazze carine. Però è bello starci per un po'. Viverci no, non ci viverei.
Ci siamo fermati qui a Palenque, sulla strada del ritorno, perché voglio comprare delle scarpe nuove, più alla moda. Ma è difficile trovarne di belle e non troppo care. Alla fine non ho trovato niente che facesse al caso mio. Comprerò delle cassette di musica, però non musica romantica, quella mi fa venire subito malinconia. Musica disco, quella va bene. La ascolto nel tempo libero, così mi rilasso e non penso a cose tristi. Buen precio y la mejor atención al cliente. Deportes Alberto. Anche a Palenque ci sono le rovine antiche. È qui che è nato da un fiore il dio Achakyum. Qui aveva la sua casa, ma quando la foresta è cominciata a diminuire e sono arrivati gli uomini, se n'è andato. Adesso è pieno di turisti e c'è gente che vende mercanzie perfino dentro il parco archeologico. Anche noi Achwinik vendiamo artigianato ai visitatori, però abbiamo i nostri negozi di fuori. Questa attività procura dei guadagni molto buoni, anzi molti di noi ora se ne sono andati dal villaggio e hanno cominciato a vivere stabilmente in città. Come un altro mio fratello, Chankin III e la sua famiglia. Onestamente il futuro è incerto. Onestamente il futuro è incerto. Non voglio dire che la cultura lacandona è perfetta e che loro sono totalmente saggi rispetto a tutto quello che succede nella foresta. Credo che molto di quello che loro ancora conoscono gli sarà molto utile per sopravvivere. Penso però che abbiano bisogno di appoggio, di aiuti, di conoscere le esperienze di altri gruppi indigeni, di gruppi umani che poco a poco hanno capito come utilizzare la propria conoscenza tradizionale e nello stesso tempo far tesoro delle conoscenze utili di altre culture. In questo senso io non so che succederà. È ora di tornare a Naha. Questo viaggio è stato molto importante per me. La cerimonia nella città antica mi ha dato una grande emozione. Achakyum mi ha detto che esaudirà i miei desideri, perché sono un buon Maya. A casa mi aspetta la mia famiglia. Vorranno sapere tutto del viaggio. Anche se io quello che preferisco fare è passare più tempo possibile fuori, nella foresta. Lì puoi correre, nasconderti, ci sono un sacco di percorsi e di luoghi segreti. Oppure puoi camminare fino alla laguna, farti il bagno e nuotare. E se ti va, puoi andare a pescare o semplicemente a farti un giro sul lago prendendo il caiuco. Forse il significato del sogno dell'altra notte devo cercarlo nelle parole del mio vecchio padre. Una volta gli chiesi: «Papà, che succede se io taglio un albero?» E lui mi rispose: «Achakyum piantò stelle nel cielo e alberi nella foresta. Gli alberi e le stelle hanno le stesse radici. Per questo ogni volta che cade un albero, cade anche una stella».